Al via i cambiamenti nel governo Musumeci, come già annunciato, ora è la volta dell'assessore Mariella Ippolito che aveva la delega alla famiglia, politiche sociali e lavoro. Gli subentra Antonio Scavone, già deputato e senatore nazionale, uomo di fiducia dell'ex presidente della regione, Raffaele Lombardo. In una nota stampa il capogruppo degli autonomisti, onorevole Pullara, fa gli auguri di buon lavoro al nuovo assessore regionale della famiglia, dottor Antonio Scavone, in giunta un uomo di esperienza e competente. L'onorevole Pullara afferma altresì: anche a Mariella Ippolito, dimessa, si va la nostra stima e il nostro apprezzamento per il lavoro svolto in questi mesi. Per l'onorevole Pullara, la Ippolito ha saputo affrontare le innumerevoli emergenze sociali e occupazionali dell'isola, dando un contributo di qualità, impegno, dedizione e umanità. E sempre in materia di capovolgimenti di fronte, la deputata Marianna Caronia passa agli autonomisti, eletta in Forza Italia, aderisce al gruppo misto, arriva quindi ora al Movimento per l'Autonomia che fa riferimento sempre all'ex presidente della regione Raffaele Lombardo. Intanto domani domenica a Catania si svolgerà il congresso regionale di Diventerà Bellissima, il secondo, che vedrà la presenza della delegazione di Agrigento, eletta al congresso di domenica scorsa, e del neocoordinatore provinciale, il consigliere comunale agrigentino Alfano, e la parlamentare Giusy Savarino, presidente della Commissione Territorio e Ambiente. Diventerà Bellissima, sceglierà il suo futuro. Dopo la conclusione dei congressi provinciali, la giornata si concluderà con l'elezione dei 150 componenti dell'Assemblea Generale e avrà un approfondito confronto interno in vista delle elezioni europee, la dimensione che dovrà assumere, mantenere le caratteristiche di soggetto regionale o federarsi con un partito nazionale. Intanto l'onorevole Savarino ribadisce il suo impegno e quello del governo Musumeci per il nostro territorio. La nostra provincia è una provincia che è sempre attenzionata da questo governo. In queste ore ci siamo occupati insieme al presidente Musumeci di alzare i toni della voce nei confronti del governo nazionale dell'ANAS, perché la CMC non può fare pagare il prezzo della sua crisi economica ai siciliani, che invece abbiamo sempre onorato tutti i costi di queste due grandi opere, la Palermo-Agrigento e l'Agrigento-Caltanissetta, che non possono restare delle incompiute, soprattutto perché ci sarebbe la beffa di avere noi sempre onorato i nostri debiti, sempre pagato, e di avere già le somme a disposizione per completare le due opere, 125 milioni da un lato e 130 dall'altro lato. Quindi è veramente grave non riuscire a sbloccare queste due opere. Il presidente Musumeci e io come presidente di commissione stiamo col fiato sul collo all'ANAS e al governo nazionale, perché vogliamo innanzitutto rispetto.